prima di togliermi la vita, preciso alcune cose. 1. Non ho nessun problema economico. 2. Nessun problema sentimentale. L'atto che mi appresto a compiere è semplicemente dovuto al fatto che non mi ritrovo più nel mondo di oggi, pertanto non ho più alcun interesse a vivere. È una lettera a cuore aperto quella che Vittorio Varniera ha scritto al comune di Roncade prima di togliersi la vita, a quella comunità a cui ha lasciato buona parte dei suoi beni, 600.000 euro tra appartamenti e contanti, risparmi di un'esistenza sempre condotta con estrema dignità e quasi in disparte. Vittorio era una persona distinta, era una persona per bene, sempre pronta con il saluto, una persona anche un po' riservata, sì, ma nulla che lasciava presagire a un gesto simile. Il corpo del 75enne venne ritrovato il 4 settembre 2025 nelle acque scure del Musestre, a ridosso della Treviso Mare, alimentando anche un giallo. Per oltre 48 ore, infatti, quel cadavere restò senza un nome. In un primo momento non si escluse nemmeno una morte violenta, eppure l'incidente. Poi la verità, affidata a 3 pagine scritte fitte, lucide e taglienti, lette nell'ultimo consiglio comunale e trovate nel suo appartamento di via Daria Biancade, una casa divenuta nel tempo quasi una gabbia con il passato che soverchia ogni afflato di futuro. Il mio problema è che non voglio frequentare ambulatori, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo ed altro. Ne ho viste troppe nella mia vita, assistendo i miei familiari e altre persone. Altra cosa importante è che non voglio essere di peso a nessuno. Anzi, chiedo umilmente scusa a tutte le persone che verranno coinvolte nel mio caso. Comunque c'è denaro sufficiente per pagare qualsiasi spesa. Si augura un mondo migliore, Vittorio, in questo momento in cui sta letteralmente impazzendo. Questa è l'espressione usata nel suo congedo. Dei 600.000 euro, oltre 300 andranno alle associazioni benefiche del territorio e a quelli che sono stati indicati come centri per la lotta contro le malattie, con il comune ora chiamato a sciogliere dei nodi burocratici in una storia che di burocratico ha davvero ben poco. È un gesto che ha destato grande impressione in tutta la comunità, ma deve farci anche riflettere, deve farci anche preoccupare come amministrazione, perché capiamo che ci sono tante fragilità che molte volte non si riescono a capire e a interpretare.